A fondo contro Serracchiani del segretario della Lega Nord Salvini, oggi in tour in Friuli. Leggerete a lei così come siete sopravvissuti al terremoto, dice. Chiudere il pronto soccorso di Gemona, aggiunge, sarebbe una sciocchezza. La vita del leader del Carroccio richiama a Gemona i comitati che sul territorio si battono a difesa degli ospedali, affinano le armi e puntano con sempre maggior decisione al referendum per abrogare la riforma sanitaria regionale. 500 ragazzi. Signore e signori, buonasera, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Circa 300 persone hanno partecipato nel pomeriggio a Gemona all'incontro con il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha visitato il locale pronto soccorso dopo aver fatto tappa a Tarvisio a Tolmezzo. Il leader del Carroccio ha chiesto di non tagliare gli ospedali, non chiudere i tribunali che funzionano, non penalizzare l'agricoltura di montagna. Il sostenitore ha detto: il Friuli è sopravvissuto al terremoto, sopravviverà anche alla Serracchiani. Salvini si occupa delle tematiche centrali per la regione. Prima l'immigrazione, lei che ricetta ha? Normalità. Il Friuli Venezia Giulia, come l'Italia, come l'Europa, hanno bisogno di normalità. Non tagliare gli ospedali, non danneggiare l'agricoltura di montagna, non chiudere tribunali e uffici postali che servono e controllare almeno un po' le frontiere. Quindi accogliere coloro che scappano davvero dalla guerra, allontanare coloro che non scappano da nessuna guerra e diminuire un po' le tasse per coloro che le pagano, andando a beccare quelli che non le pagano. Niente di geniale, copiare quello che fanno gli altri paesi del mondo. Quanto la preoccupa? C'è una soluzione al problema immigrazione? Sì, la soluzione c'è, la soluzione l'hanno trovata in Svizzera, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, in Spagna, ovunque. Accessi regolamentati, limitati, controllati e qualificati. Io lo ripeto per l'ennesima volta, l'immigrazione se è controllata è un valore positivo. Se è l'immigrazione alla Mare Nostrum, alla Renzi, Alfano, alla Boldrini, avanti tutti, in albergo, in campagna, in caserma, crea lo scontro sociale. Solo la Lega pensa così? Nei fatti purtroppo sì, perché a parole tutti parlano di controlli, poi però nei fatti il Parlamento fa l'esatto contrario. Purtroppo anche i 5 Stelle hanno votato contro il reato di immigrazione clandestina, quindi probabilmente in Parlamento solo la Lega, però l'importante è che nelle piazze la gente normale la pensi come noi. Da quando è sceso dall'auto ha fatto subito un riferimento alla Serracchiani. Questo parallelo col terremoto, se vuole ripetere. Ma secondo me destra e sinistra sono categorie vecchie, ci sono anche bravi amministratori di sinistra che amministrano bene i loro comuni, i loro paesi, le loro regioni. Non è il caso del Friuli Venezia Giulia, dove c'è una che di mestiere fa la vice di Renzi, che è più a Roma che in Friuli Venezia Giulia e che soprattutto chiude tutto quello che potrebbe chiudere. Poi questa è una terra orgogliosa, coraggiosa, accogliente, che è sopravvissuta a calamità naturali incredibili, sopravviverà anche la Serracchiani, speriamo che duri il meno possibile. Salvini, allora lei è entrato in pronto soccorso, ha fatto una breve visita, che impressione ha avuto? Un ospedale stupendo, costruito benissimo, che però dovrebbe essere pieno di vita per quanto lo possa essere un ospedale, quindi togliere funzioni, togliere posti letto, togliere professionisti in una struttura moderna come questa mi sembra veramente una sciocchezza. Sono 20 anni che siamo in piazza e ora la prossima tappa sarà costituire i comitati per promuovere il referendum per abrogare la riforma sanitaria. Così i comitati a difesa dell'ospedale di Gemona che hanno accolto Salvini. Claudio Polano, vedo degli slogan, degli striscioni. Dove volete arrivare? Noi del coordinamento gemonese ormai siamo sulla piazza da 20 anni e continueremo anche per altri 20. Oggi come oggi qui ci sono anche gli amici di Cividale, come noi in altra occasione siamo stati a Grado e siamo stati anche alla Tisana. Si sta creando una rete regionale di comitati contro la riforma sanitaria e il prossimo obiettivo sarà il referendum abrogativo della stessa. Quando? Probabilmente quest'autunno cominceremo a radunarci come comitati e poi daremo vita al comitato referendario, poi sarà l'iter vero e proprio che andrà avanti. Senta, oggi a Gemona c'è Salvini, la politica cosa ha fatto per questi due ospedali? Purtroppo la politica e il centro-sinistra con SEL, i cittadini e l'Unione Slovena ha votato questa iniqua riforma. Noi l'abbiamo contestata sin dall'inizio perché non è assolutamente equa, in fin dei conti privilegia i grandi centri e soprattutto dove governa il centro-sinistra. Ridimensionare il pronto soccorso di Cividale sarebbe una tragedia per le valli, significherebbe eliminare un punto di riferimento per un territorio che si batterà fino alla fine per mantenere questa struttura. L'intervista a Pietro Qualizza del Comitato delle Valli.
Qualizza, perché non fermare, prendo spunto da questo striscione, l'ospedale di Cividale? Fermare l'ospedale Cividale, chiuderlo, significa la fine delle valli. Significa la fine delle valli per ragione che abbiamo spiegato tantissime volte, che intendiamo portare avanti finché non ci viene data ragione. Senta, la riforma si fa già sentire? Ma purtroppo sì, anche se per certi versi loro un po' giocano col temporeggiano, nel senso che ci fanno ingoiare un rospo alla volta. Adesso che cosa è successo? Cosa è cambiato nella qualità dell'offerta? Diciamo il pronto soccorso non è il meglio, anche sulla base di tantissime promesse noi non vediamo risultati. Ma è stato tagliato qualcosa fino ad oggi? Ma è da riprendere un po' in mano tutta la questione dell'ospedale perché è mal organizzato, non a detta mia che non è il mio mestiere, ma a detta dei facenti parte del personale medico-paramedico, quindi non vogliamo inventare niente ma cercare di far funzionare al meglio quello che c'è, insomma. Però le chiedo, dopo la riforma è stato tagliato qualcosa o no? Niente di particolarmente importante, però è una spada di Damocle che prima o poi ci cade addosso. E quindi come potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare che togliendo il pronto soccorso, perché la cosa peggiore che potrebbero fare per noi delle valli, ma non solo quelle delle valli, sarebbe veramente una tragedia. È un insospettabile caporale dell'esercito, fresco vincitore del concorso per transitare nella Guardia di Finanza.